LD Music. Let's keep in touch. Da Ortisei rimaniamo in Trentino per parlare con Alessandro. Lui esattamente si trova a Bressanone, il quale svolge un lavoro secondo me speciale. E Alessandro, benvenuto qui a LD Music. Ciao Leo, grazie per l'invito. Avresti voglia di spiegarci in cosa consiste la tua professione? Volentieri. Allora, io mi occupo di coaching in particolare diretto ai ragazzi che vogliono entrare in azienda al posto dei genitori, quindi coaching diretto al passaggio generazionale e alla conseguente trasformazione organizzativa. Mi sono laureato in economia aziendale a Venezia e poi ho fatto un master negli Stati Uniti e un altro master a Milano in programmazione neurolinguistica, quindi mi sono appassionato di questa materia che coinvolge le relazioni prima di tutto, quindi il tema che lega tutta la mia attività è relazioni di vario tipo, diciamo sempre a livello personale, che legano appunto padri e figli e poi i figli che entrano con le maestranze, con i collaboratori in azienda. Caro Alessandro, diciamo che è un'attività interessante, Certo, fino a qualche tempo fa forse era una professione quasi sconosciuta, no? Oggi invece è più nota, è più in voga. Tu come fai a distinguerti e a far modo di essere selezionato tra i tanti? Diciamo che l'attività del coach è addirittura inflazionata, ce ne sono moltissimi. L'elemento che mi caratterizza un po', che mi rende un po' diverso, visto che parliamo di cose un po' diverse a volte, è il fatto che nel passaggio generazionale c'è sempre una forte componente familiare, quindi io mi occupo del passaggio generazionale in azienda, ma le aziende con nozione familiare sono riflessi della gestione della situazione che le persone vivono in famiglia. Quindi io ho sviluppato questa unione tra ambiente familiare e ambiente aziendale. Questo mi consente di capire dove sono i vincoli che limitano la capacità delle persone di relazionarsi bene, quindi in questo caso i familiari, e quindi riesco a capire meglio, diciamo, come fare per risolvere dei nodi che magari si portano dalla famiglia. Certo, tante volte si è anche un po' presuntuosi, si crede di essere in grado di saper gestire tutto e spesso non è così. Quindi io penso che chi si affida a degli esperti come te non è altro che una persona intelligente, perché chi continua invece ad arrancare in un'azienda pensando di saper fare tutto, secondo me è poco intelligente, o no? Hai toccato il punto critico, Leo. Effettivamente è questo, come dici tu, l'elemento che vincola poi la capacità delle aziende di migliorare, di svilupparsi, è sempre uno solo, l'ego. Per cui chi si avvicina a questa figura come me è chi ha capito questo e vuole vincere, superare questo elemento che è dentro di sé. Quindi l'ego è il nemico pubblico numero uno. Alessandro, se ti va, facciamo un esempio pratico. Quindi siamo in una gestione aziendale familiare dove ad un certo punto subentra il coach. Faremo un esempio sintetico. Normalmente l'approccio è questo: aiuto, con mio figlio non ci capiamo più, quindi c'è un conflitto molto forte, lui vuole andarsene dall'azienda, io vorrei che rimanesse, insomma non ci parliamo più, non riusciamo più a comunicare. Bene, perfetto. Allora qui entrano in gioco le personalità. Normalmente un figlio che entra, nonostante abbia magari una laurea, abbia una certa età, entra in azienda, è visto dal padre sempre come un figlio, un bambino. Quindi ci sono tre personalità, stavo dicendo, quindi noi tutti siamo stati bambini, poi adulti e infine anche genitori. Ecco, nel momento in cui la relazione non funziona è perché il genitore è sempre genitore e il figlio è sempre figlio, anche se magari il figlio ha 35 anni. Il lavoro da fare quindi è far sviluppare la personalità di adulto da parte del figlio e la personalità di adulto anche da parte del genitore, che deve lasciare la sua parte genitoriale e comportarsi con il figlio come fosse un adulto, quindi relazione adulto-adulto e non più bambino-genitore. Questo è il lavoro di base. Come si fa? Si fanno degli incontri, si parla, si fa in modo di allenare queste parti in modo tale che vengano fuori, che emergano. Si insegna il figlio a essere autonomo, indipendente, adulto, a diventare adulto proprio dentro se stesso prima di tutto. Quindi ecco il lavoro di coaching, ecco il lavoro di programmazione neurolinguistica che serve a questo scopo. Poi c'è un altro elemento che aggiungo, visto che siamo in fase di sintesi, me la sto tirando un po' lunga, è un lavoro che si chiama costellazioni, rappresentazioni sistemico-familiari, di derivazione della Germania, di Bert Hellinger, è uno psicologo che ha sviluppato questa tecnica. Ecco, io la uso moltissimo in ambito aziendale
digitali in ambito familiare. Serve per far rendere conto alle persone di dove si trovano e poi sviluppare loro stessi la capacità di aprirsi, insomma, di abbandonare questo status in questo caso del figlio, per diventare adulto. 3 aggettivi importanti, fondamentali, che possano far riflettere i direttori, gli imprenditori, i capi. Umiltà, capacità di sospendere il giudizio e curiosità nei confronti degli altri. Beh, per chi gestisce un'azienda grande, media o piccola che sia, perché è così importante rivolgersi a te? Rivolgersi ad un coach? La risposta che mi sento di dire è perché c'è l'ego che blocca la relazione e quindi a volte c'è l'impasse totale e c'è soltanto un professionista esterno può aiutare a sbloccare la situazione. Alessandro, coach di Bressanone in provincia di Bolzano, presente qui a LD Music. A me ha fatto veramente tantissimo piacere. E per chi volesse contattarti, tu sei presente sui social, hai qualche sito? Sì, certo, il sito è www.alessandrovelo.com e se no sul mio profilo LinkedIn posto quasi ogni giorno qualcosa, quindi anche lì Alessandro Velo su LinkedIn. Ottimo, grazie Alessandro, grazie di cuore, è stato bellissimo stare qui e fare 2 chiacchiere con te a casa LD Music. Quando ne avrai voglia, più in là ci sarà sempre spazio per te, perché la tua professione è davvero interessante, lo ripeto ancora una volta. Grazie mille. Grazie Leo per l'opportunità, mi ha fatto molto piacere e spero di essere in vostra compagnia ancora in una prossima occasione. Grazie ancora e un abbraccio, ciao. LD Music. Let's keep in touch.